Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento quotidiano delle 12 tutti i giorni dal lunedì al venerdì e siamo arrivati a questo giovedì 15 di ottobre. Come sapete, ogni giovedì è consuetudine la nostra rubrica delle Chiedimi pure. Al giovedì, a cura di Davide Morici, uno dei tre creatori e fondatori di Io Compro Siciliano, grande esperto in turismo, accoglienza, cultura, promozione ed eventi. Oggi parleremo di quello che è stato proprio pochi giorni fa la presentazione del progetto di Io Compro Siciliano alla stampa nazionale ed internazionale, ma ci soffermeremo anche su questo protocollo firmato tra Io Compro Siciliano e la Regione Siciliana, l'assessorato all'agricoltura con l'onorevole Edi Bandiera. Entreremo un po' più nello specifico e nel particolare. E oggi grande puntata perché avremo con noi due progetto di Pink is Good della Fondazione Veronesi. Parleremo quindi di un argomento molto importante che è la sensibilizzazione alla prevenzione precoce contro i tumori ed anche il sostegno della ricerca. Quindi rimanete con noi, parleremo di questa maratona rosa, visto che tra l'altro ottobre è fra i mesi più rosa dell'anno, e quindi rimanete con noi. Ed ancora in questa specialissima puntata, signore e signori, avremo degli artisti veramente particolari. Loro sono eccellenze siciliane e noi vantiamo proprio questa loro caratteristica, che è quella di parlare anche della tradizione musicale, del nostro racconto. Loro sono i Tamuna. Avremo con noi il grandioso Giovanni Parrinello e lo strepitoso Marco Raccuglia. Giovanni Parrinello rappresenta insieme alla sua famiglia veramente la storia della cultura popolare siciliana. I Ditirammo, questo teatro nel cuore della città, alla Calza, nella città di Palermo, che racconta veramente la storia musicale non solo della nostra storia. Giovanni, sapete, è stato quello che ha dipinto, diciamo noi, e colorato, arricchito, ha dato realmente il cuore al nostro video istituzionale. Sì, perché grazie al suo, io dico, è un po' come sentire il cuore pulsante della nostra Sicilia, perché attraverso le sue mani è venuto fuori questa parte musicale del nostro video istituzionale, e oggi le sue mani racconteranno la poesia della sua storia. Bene signori, noi siamo pronti, come sempre ringrazio tutto il team, ringrazio Paolo Gatto in regia. Permettetemi come sempre di iniziare col nostro consueto modo, che è quello dei grazie. Grazie sempre, grazie ancora a tutti gli amici che sostengono Io Compro Siciliano, e quindi grazie 256.735 volte, grazie. Bene signori, siamo pronti. Questa è la sigla del Chiedimi pure. Signore e signori, con noi Davide Morici. Buongiorno, buongiorno Katiuska e buongiorno a tutto il popolo. Mi piace sempre definirlo popolo, grande popolo, grandioso popolo di Io Compro Siciliano. Buongiorno, benvenuto e bentrovato. Beh, oggi è giovedì, sono trascorsi soltanto 2 giorni
da un appuntamento importante, perché il 13 di ottobre abbiamo presentato Io Compro Siciliano alla stampa nazionale ed internazionale, e soprattutto c'è stato un passaggio importante tra Io Compro Siciliano e la regione siciliana. Davide Morici. Hai detto bene, ancora siamo invasi, diciamo, dall'eco di questo evento e principalmente di questo protocollo che abbiamo firmato, che è uno dei passi importanti, perché quando crei qualcosa per la tua terra, e questo l'abbiamo fatto 6 mesi fa, abbiamo fatto insieme a tutto il popolo di Io Compro Siciliano e continuamente cresciamo, perché crediamo che queste eccellenze che abbiamo avuto sempre la consapevolezza, ma sono eccellenze che dobbiamo mettere anche a sistema quindi a sviluppo, e questo stiamo facendo e stiamo portando avanti. Quindi quando tutto questo viene timbrato, coronato da un protocollo in cui l'istituzione massima, che è la regione siciliana, firma con noi, e precisamente nel caso particolare sul QS, su questo marchio qualità sicura che la regione siciliana, l'assessorato all'agricoltura, ha creato, ed è un marchio che rappresenta la qualità, l'identità e la provenienza, e certifica il prodotto di qualità e di materia prima siciliana, quindi da tutti i punti di vista a livello internazionale. È importante anche sottolineare questo, è un progetto che è nato da parte della regione, e di conseguenza oggi è nella fase in cui bisogna divulgarlo e bisogna certificare i prodotti, e grazie alle finalità comuni che abbiamo, cioè ovvero quella di qualità, identità e provenienza tra Io Compro Siciliano e il marchio QS, qualità sicura, abbiamo firmato questo protocollo che ci porterà a condividere, a promuovere e a informare e anche a sensibilizzare tutti i produttori siciliani affinché possano certificare con questo marchio qualità sicura i loro prodotti. Quindi è un passo importante che ha visto anche la presenza di tutte le massime istituzioni, sicuramente i nostri diciamo telespettatori, il nostro popolo ha visto, e tanti altri hanno visto tutti i servizi che ancora oggi continuano a girare. Siamo ospiti nelle varie trasmissioni regionali, nazionali e internazionali, e mi piace anche sottolineare che, visto anche il momento che stiamo vivendo, che non ci porterà magari nell'immediato a poter creare eventi, perché abbiamo sempre detto che Io Compro Siciliano ha questa sezione della comunicazione che unisce quello che stiamo facendo, cioè ovvero questi live di cui il principale tu magistralmente porti avanti, abbina a questo tutto ciò che è l'attività sul territorio, perché a noi piace raccontare, e attraverso questo racconto del territorio noi possiamo promuovere il prodotto, l'eccellenza, l'identità, l'artista, tutto quello che è siciliano. Quindi tutte queste attività, visto il momento che stiamo vivendo, sicuramente non penso possiamo per problemi di sicurezza portarle avanti, ma penso che dobbiamo assolutamente orientarci verso tutto quello che è online. D'altronde noi siamo nati come Io Compro Siciliano sotto il coronavirus. Abbiamo preso forza e ci siamo uniti in quella rete che 257.000 siciliani hanno fatto sotto il coronavirus, e quindi siamo pronti a sviluppare ulteriori eventi online, e presto ne lanceremo uno, e quindi questa è la dimensione. Ovviamente di ogni situazione e di ogni momento storico della nostra vita dobbiamo prenderne esperienza e anche farne frutto, e se in questo momento oggi dobbiamo spingere l'online, al di là che anche la chiave vincente è tutto ciò che è contatto, non ci permette di poter svolgere quindi eventi che possano prevedere contatti, e allora dobbiamo prenderne esperienza e anche vantaggi, e lavorare sopra questo fenomeno che stiamo vivendo ora, e di conseguenza presto ci saranno degli eventi a brevissimo che lanceremo come Io Compro Siciliano, e saranno eventi online, ma che avranno la stessa forza di quelli non online, ma saranno assolutamente orientati verso l'online, quindi raggiungeremo in un secondo il mondo, per come abbiamo fatto sin dal primo momento.
Però a proposito di questo, mi piace ricordare proprio rispetto a quello che sarà la forza legata anche agli eventi online che proporremo al nostro popolo, che proprio nell'organizzazione dell'evento fatto quest'estate, in seno alla manifestazione del Palio dei Normanni, ricordo io Compro Siciliano era unico media partner, abbiamo ottenuto in circa 3 giornate pressappoco 1 milione di visualizzazioni, per cui questa è una cosa che Assolutamente. mi piaceva E assolutamente. nella competenza di Io Compro Siciliano, l'abbiamo sempre detto, più volte detto, siano i fondatori ma anche tutto lo staff che ci supporta e che lavora con noi, tra cui anche tu. C'è tutta la forza e anche l'esperienza nell'andarli anche a organizzare, quindi non solo comunicazione ma proprio gestione di eventi. Sicuramente l'aspetto della comunicazione, come abbiamo anche ricordato all'evento, oggi Io Compro Siciliano è anche testata giornalistica, quindi ufficialmente la comunicazione ha un suo riconoscimento, quindi non solo la forza ma anche a livello tecnico siamo una testata giornalistica, quindi sempre più il palinsesto verrà alimentato, abbiamo già dei format pronti che partiranno nelle prossime settimane, format che raccontano la storia, il territorio, l'identità, la musica. Oggi abbiamo tra i vari ospiti dei rappresentanti della sicilianità, ma io dico poi alla fine le mani siciliane che suonano o che dipingono una ceramica o che preparano un piatto o una materia prima, sono le mani che noi dobbiamo portare in giro per il mondo. Quindi la sicilianità non è soltanto detto in senso stretto, cioè in senso di sicilianità con quelle che sono le logiche tradizionali. Noi lo stiamo facendo già da tempo, ma vogliamo portare avanti sempre l'unione tra la tradizione e l'innovazione, quindi un'immagine della Sicilia che non ha sicuramente precedenti, ma che sicuramente mette a sistema tutte quelle che sono le risorse primarie, risorse artistiche, risorse del territorio, risorse da tutti, a 360 gradi. E questo lo si può fare solo attraverso la competenza. Io sono uno di quelli che crede tanto nella formazione e nella competenza, crede tanto che per poter suonare uno strumento e per farlo uscire al meglio lo devi conoscere, poi devi metterci passione e oggi ancor più in quello che viviamo col problema del coronavirus, la passione è quella che fa la differenza, perché chi ha passione riesce a mettere dei punti fermi sia in quello che fa ma anche in quello che può trasmettere. Chi non ha passione si ritrova invaso da tutti gli effetti negativi. Abbiamo diffuso ottimismo sin dall'inizio e lo faremo sempre perché ci crediamo, al di là che siamo così, ma poi alla fine siamo tutti noi siciliani così. Abbiamo questo senso di riscatto che ci porta sempre a metterci in prima linea e a metterci in gioco. A proposito di ringraziamenti del team, beh, è anche perché Io Compro Siciliano, sappiamo, si dedica all'attenzione di aspetti importanti per il sociale. Beh, oggi vogliamo aprire proprio con un collegamento. Lei fa parte tra l'altro proprio del team di Io Compro Siciliano, quindi caro popolo di Io Compro Siciliano, adesso ve la presentiamo e lei racconterà oggi, proprio perché Io Compro Siciliano racconta le storie e lo fa per dare anche un senso, perché già il dar parola significa risolvere in parte un problema. Beh, noi oggi parleremo, perché lei tra l'altro l'ha proprio vissuto su di sé, parleremo di prevenzione precoce contro i tumori, sostenere la ricerca, signori e signori, con noi Roberta Aliotto. Ciao Ciao, Roberta! ciao ragazzi. Ciao Ciao, Roberta. Senti, ma sai ciao. che mi viene veramente strano vederti da questa parte, lì da quella parte, di intervistarti? Noi ci sentiamo tante An- volte al telefono, no? Perché chiaramente, Mhm. essendo del team di Io Compro Siciliano, Roberta è sempre lì a lavoro e quindi oggi la vediamo proprio Roberta. Senti In Roberta, un'altra benvenuta, veste. bentrovata. Grazie, grazie anche a voi di questa opportunità. Per me è una cosa molto importante. Parliamo di prevenzione, parliamo di ricerca ed esattamente di questa maratona Mhm. rosa che si è svolta proprio oggi a Palermo. È una staffetta che ha Sì, inizio il oggi. giorno 3 di ottobre a Milano e Mhm. arriva proprio a Palermo, fa parte delle iniziative del progetto Pink is Good della Fondazione Veronesi. Le Pink Ambassadors sono qui per dare il loro segno. Roberta. Sì.
Allora, io sono rimasta sola perché abbiamo corso dalle 9, insomma, sono andate via tutte, però abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, c'è chi ha corso 5, c'è chi 10, c'è chi ha fatto 21 chilometri, ed è una cosa bellissima perché il nostro messaggio è quello di ottimismo e speranza. Ottimismo e speranza perché anche dopo una diagnosi di tumore femminile, le Pink Ambassador sono tutte donne che hanno attraversato diciamo, questo percorso, si può tornare a correre, si può tornare a sorridere, si può tornare alla vita di tutti i giorni, e noi siamo contente di poterlo dimostrare per chi in questo momento sta attraversando magari un periodo di sconforto o delle cure piuttosto difficili. Ce la possiamo fare tutti, come ce l'abbiamo fatta noi, ce la possiamo fare tutti. E questo è il messaggio più bello che io voglio dare. La tua è una testimonianza Dimmi tu. assolutamente personale, Robertina. Sì, Perché sì. la mia è una testimonianza personale perché io ho avuto una diagnosi già 2 anni fa, e quindi da quel momento, da quello stesso momento, oggi corro la maratona, però da quello stesso momento la cosa più importante che ho fatto è parlarne con tutti, perché la conoscenza è importante perché oggi uno degli obiettivi è quello della prevenzione e dei controlli, cioè non bisogna avere paura di fare i controlli, perché oggi un tumore allo stato precoce, da un tumore allo stato precoce si può guarire. Non lo dico io, lo dicono comunque le statistiche. Ecco, parlo diciamo tra virgolette incompetente, ma da chi ci sta dentro da questa parte, si può guarire da una malattia così, diciamo, che anni fa faceva paura. Senti, c'è una Questa cosa frase che mi piace. mi emoziona un po'. Ti credo. C'è una frase che diciamo sempre, Roberta, e poi mi piacerebbe leggere qualche messaggio da parte dei nostri amici. Si dice, ed è importante, il tumore si affronta, si combatte e si può sconfiggere. Oh. Sì. Allora, leggiamo qualche messaggio insieme da parte dei nostri amici che seguono i nostri live e la nostra diretta come sempre. Mauro Todoro, beh, tu pensa, abbiamo qui un saluto da Mauro Todoro che è Gogo, l'ambasciatore del sorriso. Ciao caro Mauro. Mauro dice: Sicilia, terra del sorriso, contenitore ed espressione di eccellenza ed eccellenze nel mondo. Ciao grande Mauro, grazie a te per Google che era presente anche durante la nostra conferenza stampa. Francesco Caravello, buongiorno mitico Ciccio, buongiorno. Io ricordo tra l'altro a tutti gli amici come sempre il nostro appuntamento pomeridiano con Francesco Caravello per la promozione della nostra Sicilia. Lui dice sempre bisogna scrivere su questo foglio bianco. Ciao grande Ciccio, ancora Mia amore, buongiorno, ciao Mia. Marzia Monreale, anche lei del team di Io Compro Siciliano. Marzia è la nostra caporedattrice, un abbraccio grande grande con cuore. Ida Stagnetta, ciao dolce Ida. Ida è una grande sostenitrice del progetto di Io Compro Siciliano, sempre con noi dal primo giorno, ha voluto veramente dare sempre forza ed è stata al nostro fianco e per noi è veramente una grande amica, una grande sostenitrice. Ida dice buongiorno Catiusca bella, buongiorno Davide e Roberta e tutto il mondo di Io Compro Siciliano. Ciao Ida, un grande abbraccio a te. Ciao, il nostro amico il Faraone Palermo, buongiorno a due grandi eccellenze siciliane per il loro preziosissimo impegno di far valorizzare questo nostro bellissimo progetto e raccontare la nostra amatissima Sicilia al mondo, come dice sempre il buon amico Cicciuzzo, cioè a voi, carissima amica Katiuska, che sei il sole di tutti i nostri giorni e a te, caro Davide, che sei un grande ideatore. Un abbraccio e un bacio a te, grazie. Amalia Lupinto, buongiorno a tutti, Io Compro Siciliano, siete vanto e orgoglio della nostra isola nel mondo. Un bacio a te Amalia. Enrico Zenone, siete eccezionali, viva il Made in Sicily, ciao Enrico, un bacio a te.
e grazie ancora davvero a tutti. Fausta in Travaglia, ciao Fausta, buongiorno amici di Io Compro Siciliano, oggi puntata interessante, grazie. Oggi si parla di un argomento che per me è davvero, mi sta davvero a cuore, prevenzione, grazie, non aspettiamo solo ottobre per parlarne, bacio Roby. Eh sì, parliamone sempre. Abbiamo ancora qualche messaggio. C'è Cristina Altamore, buongiorno, buongiorno cara Cristina, grazie anche a te per i saluti. Mariano Carbonetti, chef, ciao grande chef. Buongiorno Catiusca Falvo e dottor Davide Morici. Un abbraccio Mariano, grande Mariano, lui è un punto importante per Io Compro Siciliano, anzi vi invito a visitare il nostro e-commerce www.iocomprosiciliano.com dove troverete anche delle eccezionali ricette siciliane storiche, quelle appartenenti ai vecchi monasteri, ai nonni, quelle antiche, e Mariano insieme a Ciccio ne hanno curato proprio la tipologia e la scelta inserita all'interno, quindi visitate il nostro sito. Maurizio Tuminia, buongiorno amici di Io Compro Siciliano, buongiorno a te amico e buongiorno anche ad artisti nostri amici. Dora Mirabello, buongiorno a tutto lo staff di Io Compro Siciliano. Beh, allora, un saluto a tutti, anche agli amici che scrivono attraverso i nostri video party, un saluto grande a tutti voi. Senti Roberta, la Maratona Rosa è partita, dicevamo, da Milano, questo testimone passa da città in città. Dopo Palermo mi sembra che ci sia Cagliari, quindi continuiamo a correre. Questa è una corsa, e questa è la corsa dell'ottimismo, è la corsa della speranza, la corsa dell'ottimismo. Abbiamo passato il testimone a Cagliari e poi domenica si svolgerà la chiusura con una maratona che si può correre da qualsiasi parte del mondo, insomma da dove si trova, con la Pitta Rosso Pink Parade, dove tutti possono donare iscrivendosi per la ricerca, perché un altro obiettivo delle Pink è quello di sensibilizzare a sostenere la ricerca scientifica. Abbiamo bisogno di tutti perché noi abbiamo avuto bisogno della ricerca, proprio delle cure, e si sta bene proprio perché si va avanti con questo obiettivo, e quindi Roberta, un altro obiettivo fondamentale è quello. Roberta, vieni avanti per favore, vieni avanti alla camera. Sostanzialmente, viva la vita, perché questa è la cosa più importante. Viva la vita. E adesso noi dobbiamo salutarci. E sai Catiusca. Grazie. Sì, un attimo c'è Davide. C'è Davide. Al di là di fare i complimenti a Roberta, perché se nel raccontare le storie, che noi diciamo sempre che oggi per vendere un prodotto, che sia anche un prodotto Sicilia, devi raccontarne la storia del suo territorio. Se dovessimo raccontare la storia nel caso particolare di Roberta, ma per la sua grande forza, la forza del fare, cioè mai fermarsi, veramente uno si rende conto che oggi il presente è veramente un dono, ma non dobbiamo basta fare quello che ognuno di noi deve fare giornalmente, basta portare avanti il proprio compito. Allora sicuramente se raccontassimo la storia, dico di Roberta, o le storie, tanto si trasmetterebbe, ma è anche uno dei nostri compiti. Io Compro Siciliano, e mi piace sottolinearlo perché l'abbiamo detto tante volte, a livello statutario, per quanto ci crediamo e per quanto ci abbiamo creduto, abbiamo costituito, Io Compro Siciliano oggi è gestita da una società Benefit, è la prima società Benefit in Sicilia, che è comparto imprenditoriale, è una Io Compro Siciliano SB SRL, è comparto sociale, proprio perché crediamo che il sociale, sensibilizzare, il diffondere le buone pratiche, good practices, tutto questo sicuramente porta a sviluppare economia e a rendere l'animo più gentile. E noi di gentilezza, l'abbiamo detto anche tante altre volte, ne abbiamo tanto bisogno, e proprio per questo io volevo fare i complimenti a Roberta come rappresentante delle maglie rosa, perché oggi rappresenta questo movimento. C'è una squadra immensa, per come dietro ogni persona c'è
un mondo e non dobbiamo mai dimenticarlo. Non diamo tutto per scontato, ma diamo il giusto valore a ogni cosa che facciamo. Mi piace dire sempre camminare velocemente, significa che bisogna fare tanto, ma con i piedi per terra, camminare velocemente. Grazie Roberta. Ed è quello che noi Pink abbiamo fatto oggi. Abbiamo fatto squadra e abbiamo camminato velocemente proprio per dare questo sostegno alla vita, insomma. Mi avvicino. Adesso devi ripetere con me. Sì, certo. Io compro siciliano. Ci piace. Viva la vita. Ciao Roberta. Ciao Roberta. Grazie ragazzi. Grande Roberta. Ciao. Ciao, un saluto alle Pink Ambassador. Bene, Davide, oggi è veramente una giornata dedicata all'amore, direi. All'amore perché poi c'è anche qualcosa legata proprio all'amore fra te e gli ospiti che stiamo facendo entrare in questo momento. Abbiamo con noi veramente degli artisti eccezionali e sono i Tamuna, ma c'è qualcosa, c'è una storia anche un po' che accomuna te a Giovanni Pardinello, e quindi sarà anche un piacevole racconto. Insomma, signore e signori, siamo felici ed onorati di avere oggi con noi i Tamuna. Abbiamo con noi Marco Raccuglia e Giovanni Parrinello. Buongiorno. Ciao Marco. Buongiorno. Ciao Giovanni. Ciao Davide e ciao Katiuska. Ben arrivati e ben trovati. Beh, dovete sapere, prima di dare anche voce a Marco, devi sapere una cosa, lo dico a te perché chiaramente io un po' ho vissuto la bellezza di vedere in scena Davide, Marco, Giovanni, Elisa, Rosa, Vito, di aver assistito, applaudire, piangere con loro e vedere quanto questa famiglia che poi ha costituito, e poi qui darò voce a loro due, hanno proprio formato i Tirammo alla calza nel cuore della città, raccontando la tradizione, raccontando la storia e la cultura siciliana. Loro adesso ce ne daranno anche un po' testimonianza di questo, ma Marco devi sapere anche che l'ultima volta che io ho visto Giovanni, lui era veramente un ragazzino 14 anni, 15 anni, veramente piccolo, e con la sua però timidezza lasciava sempre tutti sbalorditi quando si metteva lì a suonare, e per noi era veramente una grande cosa vedere questo giovane ragazzo lì a creare musica e a dare grandi emozioni. Oggi nel video istituzionale di Io Compro Siciliano, ogni volta che vediamo le immagini della Sicilia con questo cuore pulsante grazie alle sue mani, alle sue percussioni, per noi è ancora dare un senso più forte al progetto di Io Compro Siciliano. Davide, ti do a te chiaramente voce per presentare. Sì, hai racchiuso un po' tutto, è un onore intanto avere i Tamuna perché quando una realtà porta avanti un'identità e di fatto rappresenta un'identità, e dicevo non è quello che suoni ma la passione che gli metti dentro, le mani che suonano quella passione, la voce che canta quella passione, quando questo succede e ancor più oggi col fenomeno che stiamo vivendo, oggi ha una forza veramente più grande, allora sicuramente quello si parla di genio perché assolutamente loro lo so, sicuramente oggi è un onore averli. Sì, e poi per come hai detto tu, con Giovanni Parinello abbiamo condiviso anche dei palchi quando tanti anni fa erano, si continua ad amare un po' le tradizioni, ma abbiamo condiviso la famiglia nel palco, perché eravamo una famiglia per come lo si è, e lo si deve essere in qualsiasi realtà, per come lo siamo ancora oggi anche Io Compro Siciliano, ma ai tempi la famiglia di Tirammo con mio fratello, tutta la famiglia è il grande Vito, che diciamo io personalmente, forse non lo diciamo mai, suono la chitarra per come Vito me l'ha trasmessa, e quindi io me la porto dentro questa grande passione, e quindi sicuramente
c'è tanto da dire oggi. Secondo me rischiamo di fare una puntata di 2 ore, ve lo dico sinceramente, per quanto ci sarebbe da dire. Però do la parola a Giovanni e a Marco perché è un onore assolutamente averli qua. E manca il terzo pure, che so che ha avuto problema di collegamento e che ringraziamo. Carlo Di Vita, sì. Allora. Che secondo me non è entrato perché si era ingelosito, perché ha detto adesso Davide Morici comincia a parlare di chitarra, io niente, do spazio soltanto a Marco e a Giovanni e quindi è andata così. Allora, intanto Vai, ciao Giovanni. Davide, ciao Katiuska, grazie per averci invitato innanzitutto. E ringraziamo e salutiamo anche Roberta perché fa una cosa che è difficilissima e noi tutti l'apprezziamo e gli diamo man forte, anche soltanto col cuore e con la mente. In collegamento c'è anche mio compare Marco al quale io voglio un sacco di bene perché ho iniziato, è vero, con papà e mamma, il di Tirammu, Pirrotta, eccetera, eccetera. Oggi però quello che sono è anche grazie a Marco Raccuglia che è qui con voi, con noi, e a Carlo Di Vita, perché i Tamuna sono riusciti a trasmettermi in un momento in cui magari la musica non era primaria per me, mi hanno trasmesso una voglia, un'energia tale con la quale appunto fare dei pezzi che ora stanno diventando, diciamo, dei must in Sicilia, nel senso che sono così della cultura popolare odierna che penso che tra 10 anni li canteremo come oggi cantiamo Ciuri Ciuri o Vittina Crozza, insomma. Penso che tra una ventina d'anni si sentiranno le nostre canzoni come musica popolare di un tempo. E se questo, insomma, sì, grazie a papà e mamma che mi hanno, diciamo, immesso in questa, ma grazie anche a Davide con il quale ho suonato un sacco di tempo, che suonava non soltanto la chitarra ma anche la mandola, il mandolino. Diciamo che non è un novellino nel campo dell'arte popolare, ecco perché poi si è esteso, insomma, nella promozione dell'arte e non tanto nella musica. Ed per certi versi è meglio, da passi meglio, Davide, nel senso che è sempre più difficile salire su un palco, anche per chi ha vinto come noi premi nazionali, quali il De André o l'Andrea Parodi. Sì, diciamo, ora lascerei un attimino parola a Marco che comunque ha impregnato le nostre canzoni di una poesia che appunto, come dicevo, ha tutte le probabilità di rimanere nel tempo, sia in musica che in testi, e col quale, diciamo, abbiamo sposato una causa che non è soltanto la musica ma anche l'amicizia, ed è anche la De Vito Records, appunto fondata in nome di papà, in tributo a papà, e che oggi detiene appunto i diritti di quelli che sono le canzoni dei Tamuna o dei De Vito Movement o tutti quelli che insomma si inseriranno in questo circuito, diciamo, di musica siciliana nostra. Insomma, in piccola scala è quello che fate voi con Io Compro Siciliano, cioè quello, l'intenzione di promuovere il più possibile sia la qualità, ma anche qualcosa che già sappiamo di avere, ma che poi viene un po' difficile a esternare. Quindi anche grazie a voi, soprattutto nel momento di lockdown, siete stati tipo forse la pagina più vista nostrana, ecco. Io Compro Siciliano ha, diciamo, in qualche maniera ha preso tutto il campo, infatti siamo tutti qui pronti per voi, anche se abbiamo 2000 appuntamenti. Penso che Marco sia all'ottica, io sono davanti alla banca con la quale ho appuntamento tra pochissimo, ma il rispetto per Io Compro Siciliano e per voi è infinito, quindi siamo qua pronti. Parola a Marco. Marco, allora io volevo un po' prendere spunto da quello che Giovanni ha appena detto. Voi siete un gruppo che ha veramente dell'eccezionale perché siete riusciti in voi a fondere un po' tutte quelle che erano le vostre personali esperienze. Tu per esempio vieni da tutt'altra matrice e avete fuso la vostra esperienza mettendola all'interno dei Tamuna. Voi siete veramente gioielli, perché dico io, oltre ad essere dei bravissimi artisti, siete dei compositori, cercate di dare una chiave assolutamente nuova, così come diceva Giovanni, fra 20 anni, quando si ascolterà la nostra musica, si penserà un po', no, alla musica popolare. Siete degli innovatori, siete tra l'altro dei ricercatori di talenti, ogni giorno una continua scoperta e avete vinto dei premi incredibili, tra i quali quelli che diceva Giovanni, proprio il 16° premio De André. Insomma, Marco, raccontaci questa avventura. Intanto ciao a tutti, è onore nostro fare parte di questa squadra così importante come quella di Io Compro Siciliano, che
in effetti abbiamo tutti la stessa meta, no? E per parlare di obiettivi dei viaggiatori, diciamo che una nave deve essere spinta da un vento. E allora questo vento può essere, in alcuni progetti imprenditoriali, può essere il business. Nel caso nostro il vento è la passione, è veramente l'amore per quello che è l'arte in generale, la musica in particolare. Ci siamo incontrati al Teatro di Tiramo, che è una casa meravigliosa, e mi piace dire che, mi piace ripetere quello che dicono i ragazzi, che è una macchinetta dei sogni, ovvero tu entri là dentro e puoi avere la possibilità di immaginare un sogno e lì dentro si avvera, assolutamente. E quindi ci siamo incontrati per caso. Io vengo da un mondo un po' più pop, che è il musical, e quindi cantavo delle canzoni di altri e avevo questa esigenza di scrivere qualcosa che mi voleva uscire, però non avevo la possibilità. Suonavo la mia chitarra. Quando sono entrato al De Tiramo ho incontrato Giovanni, che è un vulcano e che quindi bisogna stare attenti a starci accanto, perché la lava proprio ti prende, il calore, e Carlo, che è un motore di arte, con i suoi riff, con la chitarra, le sue dita proprio, perché tu sai, Davide, la chitarra è uno strumento particolare, fare un do maggiore lo possiamo fare tutti, ma se quelle dita, quel do, esce con una poesia diversa. Per cui quando abbiamo fatto un pezzo insieme così per divertimento, ognuno di noi ha trovato il proprio porto, la propria nave su cui salire, per affrontare questo viaggio che ci portava a questo obiettivo comune, che è proprio l'espressione di raccontare la nostra passione di tutti i siciliani. Per cui è possibile che noi abbiamo scritto della nostra terra, della nostra Sicilia, che poi alla fine è terra di tutti. Siamo stati dominati da un sacco abbiamo avuto un sacco di dominazione, quindi in fondo la Sicilia è veramente un patrimonio comune. È vero. Ci sono poi dei passaggi che, come vedete, continuano ad accomunare. Poi io compro siciliano, adesso leggo qualche messaggio. Adesso, per esempio, Marco stava parlando della passione, no? Che poi la passione è il motore di tutto, ed effettivamente è proprio così. La passione poi è quello che muove con entusiasmo tutte le grandi macchine, tutte le grandi navi. C'è qualche messaggio che mi piacerebbe leggere. Questa è di Selina Alcala. Lei è una francese e ha deciso di vivere in Sicilia qualche anno fa e promuovere la nostra terra. Non c'è niente di più bello di una passione che diventa concretezza. Riguarda anche un po' la vita di Selina. Marzia Monreale dice: un saluto ai nostri grandi ospiti, un inno alla nostra musica, espressione della nostra identità, storia e futuro. Hai proprio ragione. C'è Stefania Caccamo. Ciao Stefania, dice: buongiorno cari, complimenti. Conosco Itamuna e vedo un grande connubio con Io Compro Siciliano, insieme per promuovere la Sicilia. Ed è vero, insieme continua a essere la chiave di tutto. Mi piacerebbe un attimo, prima di andare verso la chiusura, perché i minuti continuano a scorrere velocemente. Lo avevo detto. Senti Giovanni, ma ti volevo dire una cosa, ma tu, siccome sei così come stava adesso dicendo Marco, sei un continuo vulcano in movimento, nel periodo del lockdown è nata una cosa nuova, ma ci racconti questa cosa per favore? Ne sono nate due. La prima la racconto io, la seconda la racconta mio compare Marco Raccuglia. Va bene questa cosa? Va bene, ce l'accogliamo. Naturalmente sono cose che si possono dire, inutile dire. Cioè, cose che possiamo... Certo, sono cose belle. Allora, durante il lockdown, appunto, l'atmosfera era quella che prima di risalire su un palcoscenico ci voleva un po' di tempo, unita al fatto che noi appunto facendo musica produciamo anche dei dischi e cerchiamo di venderli, collegato al fatto che di vendita non se ne può parlare perché in concerti non se ne fanno e quindi non si può vendere il disco, e anche perché andare nei circuiti di Feltrinelli o Fnac eccetera eccetera era un po' difficile. Allora abbiamo avuto questa idea, io insieme a Marco, di sintetizzare tutte le nostre canzoni e inserirle in un codice QR, che è un codice OLEG o QR che dir si voglia, che noi abbiamo applicato a una serie di prodotti di qualità,
che non sono più dei CD, perché la gente adesso non si compra da noi più il CD, ma si compra una felpa o un occhiale da sole di qualità e made in Italy, made in Sicily, e all'interno trova la nostra musica in maniera totalmente gratuita. Quindi in Avete realtà noi capito? ci siamo... Fermati un attimo, Giovanni, non dirla così velocemente questa notizia perché è fondamentale. Quindi voi potete, amici del popolo dei Dio Compro Siciliano, potete acquistare una maglietta, così come stava dicendo Giovanni, e c'è questo codice che è il QR e potete ascoltare la musica dei tutte le canzoni. Meraviglia! Tutte le canzoni, così che nessuno debba comprare magari un CD obsoleto che manco sta nella macchina e comunque deve poggiare a casa. Quantomeno compro un cappello come quello che ho io qua. Infatti la marca si chiama From Palermo, e poi Marco vi parlerà di occhialeria d'arte siciliana. In pratica in questa marca che si chiama From Palermo e che vendo nel negozio che ho appena preso in via Roma di fronte alle poste centrali, si chiama Modwear, abbigliamento British Sicilian style, diciamo, abbiamo unito così, dove appunto tutti i nostri prodotti di abbigliamento, cappelli, felpe, giubbotti all'interno hanno la nostra musica, quindi la gente non deve comprare più un CD, ma si compra un giubbotto o un occhiale da sole, di cui Marco vi parlerà, che è altrettanto altisonante come idea e come genialità e come, diciamo, significato e filosofia. Assolutamente. Invece tu, compare Marco Grazzuglia, ci deve raccontare. Allora, diciamo che tutto parte dal presupposto di la visione futura era un po' così per la musica, su un disco, su un supporto, e come sappiamo benissimo la musica si è spostata online. Abbiamo ragionato e ne abbiamo avuto tanto di tempo per ragionare a casa chiusi, e ci è venuto un'illuminazione, ci è venuto a trovare il grande Steve Jobs. Steve Jobs diceva che oggi quasi si è già inventato tutto, per cui è difficile che uno si inventi veramente una cosa nuova. Per cui lui nel suo operato ha dato proprio questo esempio di oggi dobbiamo unire alcune cose che paradossalmente sembrano diversissime tra di loro e creare quindi questo prodotto che in realtà non è nuovo ma è nuovo, perché l'unione di due cose è impensabile. Allora noi abbiamo detto, se è vero che la musica non ha più un supporto perché si sta spostando online, perché non proviamo a ridarglielo mettendola dentro un prodotto? Ovvero la persona acquista un qualsiasi prodotto, adesso nel nostro caso sono gli occhiali, possibilmente, ma un qualsiasi prodotto dove attraverso questo codice può anche sentire la provenienza del prodotto, da dove viene, la storia che racconta quel semplice prodotto. Quindi è un'idea interessante perché siamo forse i primi e forse magari gli unici pazzi che... Gli ultimi. Marco, ma tu devi sapere una cosa, che noi diciamo sempre, i tre datori e fondatori di Io Compro Siciliano lo dicono sempre, è importante far della tradizione una visione innovativa verso il futuro, e quindi io penso che in questo abbiamo assolutamente fatto cenno. Sì. Marco, senti, siccome tuo compare Giovanni se ne sta andando in giro per la città e noi non possiamo farlo entrare in banca se non dice la nostra frase tradizionale, perché altrimenti non possiamo chiudere. Sì. Allora, Davide Morici, velocemente, perché altrimenti poi Giovanni non può dire la frase con noi. Sì, come abbiamo detto, unire tradizione e innovazione, quindi sicuramente il commento di trovare il connubio, o perlomeno già è trovato il connubio tra Io Compro Siciliano e Itamuna, dove ovviamente l'abbiamo detto all'inizio, le mani di Giovanni nel video istituzionale, e mi piace dire le mani perché la forza delle mani è assolutamente, va oltre, cioè è stato il connubio perfetto, è stato forse l'inizio, e veramente quella è un'opera d'arte, come tutte le opere d'arte dei brani dei Tamuna. E poi voglio dire, cioè, mentre ti metti la maglietta ti ascolti la musica, cioè non è che ti metti la maglietta e basta, quindi ti ascolti la musica mentre ti metti la maglietta. Certo, puoi scegliere il capo d'abbigliamento non solo per il colore o l'umore, puoi dire oggi mi metto Sciuscialovento, per esempio. No, questa volta non voglio ascoltare quella. E poi proprio Sciuscialovento è un brano bellissimo. Mi piace dire, proprio prima di andare a chiudere,
mi piace dire che alla fine la Sicilia è come se fosse quel filo rosso. Tanti anni fa con Giovanni ci siamo conosciuti e abbiamo fatto tante cose insieme. Oggi ci ritroviamo con Itamuna, la Sicilia, io compro siciliano. Dobbiamo essere audaci nel portare avanti la nostra identità. Non dobbiamo essere solo audaci a Davide sta metterci la faccia. firmando un assegno, fermati Davide, perché altrimenti cioè, appena dice in faccia al direttore io compro siciliano, magari sviene perché non so. Allora Lo facciamo una conosce. cosa, dobbiamo Guarda, proprio sono una banca chiudere. Noi etica vi ed ringraziamo. è una banca che proprio mi sta aiutando in quello che poco fa vi dicevo, banca etica. Ah, dai, Ed e è una allora banca, passi non tutta. voglio fare la pubblicità, ma mi stanno aiutando proprio a fare quello che poco fa vi stavo Giovanni, dicendo. non quindi vorrei ben venga. dirtelo mai, come testimoni a questa operazione 257.000 siciliani a conferma. Quindi, Là cioè, c'è non vorrei... Carlo. Carlo che ovviamente ha un'energia immensa, io l'ho visto suonare, l'ho visto, è Ciao, grande veramente Carlo! grande, Senti, allora grande. dobbiamo proprio chiudere. Noi ringraziamo Davide Morici, chiedimi pure, vi diciamo ci vediamo domani con la rubrica Chiedimi pure a cura di Giuseppe Giorgianni. Mi Volevo ringraziare impegno, Robertina, mi volevo soprattutto... impegno, scusa, mi impegno affinché questo connubio diventi realtà in fase online. Quindi questo è un appuntamento a breve. Ho parlato all'inizio di eventi online. Qualcosa ora la studiamo, ma non come evento singolo, ma è bello dare un evento che continui. Quindi questo è un impegno mio prima di chiudere con Itamuna. Allora, a questo punto, senti Giovanni, vieni un poco avanti, vieni. Io Allora, compro io... No, siciliano. Forever. aspetta, dobbiamo dirlo tutti quanti insieme. Compare Marco, vieni qua, Carlo lo starà dicendo a casa. Allora, una cosa importante, mi raccomando adesso che questo ti possa davvero portare fortuna lì per quello che stai facendo in banca. Viva la Sicilia, viva noi, viva Itamuna, viva Io Compro Siciliano, viva tutti gli amici siciliani che ci seguono dalla Sicilia e dal mondo. Ma a questo punto dobbiamo chiudere nel nostro consueto modo. Ripetete con me, io Io compro compro siciliano. siciliano. Ci siamo forti. Firma tutto, Giovanni, avanti tutta. Ciao E Giovanni, ciao Viva, Marco. viva. Ciao ragazzi. sigla! A prestissimo. Aspetta.